Benvenuti in un'altra puntata di Trieste in diretta. Nella seconda parte sarà con noi il professor Confalonieri, direttore della pneumologia, per parlare di quanto è emerso da Pneumo Trieste 2026, il consueto incontro di pneumologia che si svolge più o meno sempre in questo periodo, ma sempre in questo periodo si svolge la Mitteleuropean Race, giunta al 10° anno. Siamo in compagnia di Riccardo Novacco, presidente di Automobile Club Trieste, con il quale parliamo appunto di questo appuntamento. Fra l'altro, confesso, credevo di essere, insomma, uno pensa di essere immune quando fa questo mestiere dall'appassionarsi, eccetera, però per tutta una serie di ragioni, credo non ultimo anche il fatto che abbia raggiunto una certa età, devo dire la verità che tutte le volte che non è bello dire mi tocca, tutte le volte che parlo di auto d'epoca o di manifestazioni che hanno a che fare con auto storiche, eccetera, chissà perché mi piace l'argomento, insomma. Stuzzica, non lo so, forse è probabile perché crescendo negli anni in cui sono cresciuto ho assistito forse anche alla trasformazione diciamo proprio dell'automobile, del concetto stesso di automobile, e mi ricordo anche che visitando io parecchi musei, ma insomma non lo dico per, insomma, uno dei musei più belli che abbia visto è il Museo Ferrari a Modena, dove c'è un hangar dove sono disposte tutte quante le Ferrari diciamo, come si dice, quelle Gran Turismo, insomma, non certo, le Ferrari da corsa, e devo dire la verità che fatte le debite differenze, è come andare a visitare il museo Guggenheim, nel senso vedi l'arte, un certo tipo di arte nel Novecento in quel capannone, ed è arte che si applica appunto alle automobili. Detto questo cappello, del quale chiedo scusa perché forse non era necessario, ma proprio per far capire anche perché certe cose mi interessano particolarmente. Intanto, 10ª edizione. Sì, 10ª edizione di un progetto che ci sta molto a cuore sin dal primo anno, coorganizzato dal Comune di Trieste, che ringraziamo sempre, con sicuramente il sostegno da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia. Portiamo i colori anche di Io Sono FVG, okay, che sappiamo questo brand che sta dando soddisfazione anche in termini di marketing territoriale, a cui noi ci teniamo parecchio. Questo nostro evento di macchine d'epoca, sostanzialmente, dove io dico è un museo a cielo aperto, sì, per la città, sì, perché se poi parliamo di musei o di vetture storiche che hanno fatto comunque la storia dell'automobilismo mondiale, parliamo, non so, di musei come il Museo Mille Miglia di Brescia, che sono delle cose inenarrabili, dove si paga un biglietto, anche un biglietto costoso, per poter vedere queste meraviglie. Anche questa peculiarità Trieste, in una città splendida come la nostra, fare questa cosa in Piazza Unità d'Italia, fronte mare, e farlo comunque gratuitamente per cittadini e per tutti i turisti che ci sono, è una bellissima, secondo me, iniziativa anche dal punto di vista culturale. L'evento della corsa, 10° anno, è una corsa di regolarità classica, AC Sport e AC Storico. Facciamo un percorso di 500 km quest'anno in Friuli Venezia Giulia, su 2 giornate e mezzo. Partiamo il giovedì pomeriggio alle 3:30 e ci dirizziamo verso Butrio, e da Butrio poi faremo la notte lì, e la mattina dopo ripartiremo e partiremo verso la Carnia, perché quest'anno ho ritenuto opportuno, che credo sia di dare una mano e anche un po' di solidarietà e un po' parlare, perché tanto si è fatto con questo terremoto del 76, dove ovviamente tutti i nostri ospiti, che li porteremo a vedere quello che è stato fatto a Gimona, Osoppo, Venzone, arriveremo appunto fino là per parlare anche di terremoto. Aggiungo solo questo per quello che hai detto. Io sono andato, mi ricordo, nel 1978 a Santo Stefano di Cadore, e si passa ancora, c'è il pullman ancora che ti porta, il pullman di linea, e già nel 1978, quindi 2 anni dopo, tu ti accorgevi di quello che era successo, perché c'era ancora qualche maceria, ma la ricostruzione era già incominciata, era una cosa
È stata una cosa veramente esemplare e questo bisogna dirlo, e fate bene anche proprio a portarli a portare la gente insomma, in quella zona proprio per far vedere anche... Abbiamo un esempio importantissimo vicino a Gemona che è il paese di Portis, che è stato lasciato così come era, che oggi uno effettivamente se va a Portis rimane un po', certo, sì. Perché vedi veramente quello che è successo. È stato giusto anche fare in modo che si ricordi anche proprio di quello che è successo rispetto a... Chiedo scusa per questa interruzione. Quindi poi andate in Carnia? Poi andiamo in Carnia e ci facciamo questa prima giornata del venerdì piena, diciamo che arriva fino lassù, per poi ritornare ovviamente in Piazza Unità d'Italia, dove ripartiremo poi il sabato mattina alle 8:30 per rifarci un'altra giornata importante. La giornata del sabato sarà dedicata anche al territorio sloveno, faremo il Collio, da qui andremo verso il Collio sloveno, faremo il Burda, che è straordinario dal punto di vista delle strade e dell'effetto che ti dà l'Isonzo o tutti questi colli che comunque pieni di vigneti anche nella parte slovena ci sono come dalla parte nostra, e arriveremo ovviamente fino a Nova Gorica, faremo una bellissima fermata alla piazza della Transalpina, ci saranno i due sindaci che in qualche modo di Nova Gorica e di Gorizia ospiteranno questa carovana che arriva da questa corsa proveniente da Nova Gorica, per poi tornare verso Trieste verso le 18, dove arriveremo in Piazza Unità d'Italia all'arrivo vero e proprio. Diciamo questa è in grandi linee la corsa. Poi tecnicamente, se hai piacere, ti do anche due nozioni di cosa significa corsa vera su strada normale. Dimmi. Sì, perché tutti mi dicono una corsa, sì, una corsa. Sì, certo, è una corsa di regolarità, attenzione, su strade aperte, perciò limite codice, perciò dove ci sono i 40, i 30, i 50 km all'ora è chiaro che quello devi fare. Che cos'è che facciamo? Sostanzialmente le 110 prove speciali che ci sono attorno a questi 500 km in Friuli Venezia Giulia, in tutte e 4 le province che tocchiamo, sono sostanzialmente dei presostati, perciò delle strisce di gomma per terra dove ci monti sopra con le ruote, sì, e parte il cronometro. Ho capito. Fai la strada di 100 metri, 200 metri, 500 metri, 5 km, indipendentemente dal direttore gara come fa la prova, troverai un'altra striscia, monti sopra, il cronometro si ferma. In quel tratto di strada che hai fatto, indipendentemente da quanto lungo esso sia, tu hai comunque già stabilito il tempo che tu devi fare con una media che deve essere sotto a quella del codice. E perciò sta a te, tra te, la macchina, il navigatore, il cronometro, i pedali, l'acceleratore, cercare di trovare un compromesso per arrivare più vicino possibile a quello che è il tuo tempo. E posso dirvi che in Italia ci sono 20-30 persone che dopo aver fatto 500 km e dopo aver corso per 2 o 3 giorni sono capaci di aver fatto tutto a zero e aver centrato l'obiettivo. Cos'è? Dal centesimo di secondo che ormai esistono però in tutti gli sport, devo dire la verità. Senti, questo è la gara, la Middle European Race. Poi dopo, come sempre, l'iniziativa prevede anche tutta una serie di manifestazioni, chiamiamole virgolette collaterali, perché poi insomma lo sono, però voglio dire, sono altrettanto importanti. Una è la Mid Race Cup, che quest'anno poi è ancora più affascinante perché... Sì. La Mid Race Cup è sostanzialmente per persone pacifiche, non corsaiole, non agonistiche, che hanno il piacere di venire a partecipare, fare lo stesso percorso, farsi 3 giorni di ferie in Friuli Venezia Giulia, vedere la nostra città meravigliosa, godersi il territorio, il paesaggio, i nostri buoni vini, le nostre cantine, assaporare ovviamente tutto quello che è la parte anche enogastronomica in queste 3 giornate, ma però non hanno il cronometro, perciò non hanno l'ansia di dover correre e di dover riuscire a fare il tempo perché devono ripartire, ma sono tranquilli e fanno la stessa strada dei colleghi che invece sono assatanati per arrivare a fare quel famoso zero di cui parlavo prima. Questo è Mid Race Cup. Mid Race Cup sostanzialmente quest'anno avrà credo una decina o forse anche una quindicina di vetture Ferrari che arrivano direttamente dal club Ferrari Italia Maranello, perché ovviamente piace questo nostro territorio, piace questo nostro mix, poi ci saranno altre vetture sportive moderne che parteciperanno a questo tour, ma la vera novità di quest'anno è ancora un evento, il terzo, diciamo, che fa parte del campionato italiano grandi eventi vetture sportive
moderne, e anche qui vedremo delle Ferrari o delle Porsche o delle Bugatti o delle macchine comunque sportive di livello alto che parteciperanno alla gara delle storiche, però come vetture moderne con categoria a parte, ed è un campionato italiano grande eventi, cioè macchina moderna, arrivi con la Ferrari da €500.000 per fare solo un esempio e ti fai una gara con il cronometro e con i presostiti come l'ho spiegato prima. Sempre sta roba dello zero. Identico. Ecco, questo è uno. Poi c'è invece un'iniziativa che è molto importante. Noi ne avevamo parlato credo 2 o 3 settimane fa, se non mi sbaglio, con la presidente dell'ACI di Gorizia. Gorizia, la Pagliara, certo. Ecco, e cioè vale a dire questa iniziativa che ha a che fare con la sicurezza stradale. Questo della sicurezza stradale ho ritenuto che è un argomento di primaria importanza, se vogliamo dobbiamo metterlo davanti a tutto, perché con tutti gli incidenti che noi abbiamo in Italia, ma anche direi in Friuli Venezia Giulia e particolarmente nella nostra Trieste piccolina, che comunque veramente sta facendo delle cose che bisognerebbe in qualche modo a tutti noi cercare di arginarle se possibile, e perciò ci mettiamo nel contenitore sportivo la sicurezza stradale. Come? Facciamo diciamo 3 o 4 gazebo dedicati che saranno in Piazza Unità d'Italia da giovedì a domenica, dove cercheremo di divulgare con il sostegno, ovviamente la garanzia professionale e unica, dico io, della Polizia Locale di Trieste, che sono afferratissimi su questo tema e sono degli istruttori fantastici nel spiegare come si deve andare in macchina, in moto, in bici, in scooter. Sono fantastici, anche perché mostreranno delle immagini, che avremo un grande monitor a chi ovviamente girerà in Piazza Unità, ai ragazzi, ai studenti delle scuole, per cercare di spiegare quello che non bisogna fare quando si guida. Specialmente dico tenere in mano un telefonino, e lo sappiamo tutti che tutti noi lo facciamo comunque, anche se siamo lì a dire che non bisogna, telefonare proprio, che non bisogna farlo né in motorino né in macchina, per cercare ovviamente di sensibilizzare con questo tema, assieme anche alla Polizia Stradale che sarà con noi, per cercare ovviamente di divulgare il più possibile su cercare per arginare ovviamente quelli che sono gli incidenti stradali del nostro territorio. Allora, e poi il concetto di museo a cielo aperto diventa, come dire, parte integrante del concorso eleganza, che è giunto al 6° anno. Il concorso di eleganza giunge al 6° anno, anche qua organizzato dall'ACI Storico di Roma, è un evento unico in Italia, ACI Storico. Poi ci sono tanti altri eventi, ma sono privati, o piuttosto che ASI. Ma diciamo dell'Automobile Club Italia, ACI Storico, l'unico è questo di Trieste, al 6° anno. È un evento che sta crescendo lentamente. Ci saranno quest'anno 20-22 vetture di pregio, sportive, Spider, di altissimo profilo, che ovviamente parteciperanno a questo concorso, saranno esposte in maniera, come dire, a semicerchio in Piazza Unità d'Italia davanti al municipio, è un anello esattamente su moquette rossa, resteranno lì per 2 giorni e mezzo, che saranno ovviamente visibili da tutti, e ci sarà una commissione sportiva che giudicherà ovviamente il vincitore di quest'anno, è una commissione sportiva di altissimo profilo con un assoluto personaggio americano che arriva dagli Stati Uniti, come peraltro era già venuto l'altro anno, per ovviamente dare ovviamente fare i suoi apprezzamenti su queste vetture che ci saranno qua, e ci sarà ovviamente un vincitore, ci sarà uno che salirà sul palco e che si prenderà una grande coppa anche su questo tema. Il tutto succederà la domenica 24 alle ore 12 in Piazza Unità d'Italia. Con quale criterio poi viene scelto il migliore? Perché là è difficile, perché possono esserci anche, come posso dire, delle ragioni, adesso non voglio dire sentimentali, perché sarebbe, però non credo sia semplice, perché ci saranno dei criteri, certo. Però insomma. Allora, ci sono sicuramente dei criteri che sono molto molto importanti e fondamentali per poi arrivare a un risultato di dire questa è quella che vince. Però, e questo magari possiamo farne cenno dicendo, qualsiasi vettura oggi, ma veramente qualsiasi vettura oggi può far parte di un concorso, non è necessariamente che deve valere qualche milione di euro, non è necessario, anche una 500L del 1960, dico, potrebbe essere, perché il fattore è se è ben tenuta, se è un originale, se i numeri di telaio sono bassi,
perciò le migliori vetture che oggi vincono, specialmente che comunque corrono e hanno possibilità più degli altri, sono quelle che hanno un numero di telai 1, 2, 3. Perciò i numeri di telai significa? Significa che quando la macchina è andata in produzione negli anni Okay. e hanno fatto, che ne so, 1500 vetture, oggi ne facciamo milioni di vetture. Sì, ho capito. Una volta Quel se ne che significa, facevano ho meno. capito. Esiste la vettura 0, poi la 1, la 2, la 3 e via a correre. Capito. Sì, Nel sì, momento sì. in cui tu hai un telaio di una macchina con un motore originale che è la numero 1, è chiaro che sarà difficilissimo che ci sia qualcun altro che al posto suo, perché già questo è un requisito grandissimo. Ho capito. Oltre la particolarità della vettura che deve essere ineccepibile e deve essere assolutamente 100% tecnicamente funzionante e deve essere anche assolutamente pari all'originale. La conservata meglio, sempre meglio la conservata. Allora, io ho raccontato già una volta, ma lo dico proprio perché è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Un giorno passeggiavo per Piazza Unità, mi sono anche molto distratto, per dire la verità, quando non lavoro, delle volte anche quando ero, ma questo è un altro discorso, e vidi con grande piacere una macchina che è appartenuta a mio papà e anche se sono distratto aveva un numero di targa inequivocabile, TS 77770, quindi quella era una Giulietta. Ho visto dentro, insomma, che era più o meno come me la ricordavo. L'attuale proprietario, devo dire la verità, ogni tanto lo vedo perché va a teatro e spesso insiste per farmi fare un giro su quella macchina, ma io chissà perché, per una ragione non te la senti? Sì, non me la sento, certo. un po' così. Però, voglio dire, mi ha fatto molto piacere vederla. Come si fa come posso dire, mettiamola così, che cosa porta una persona a collezionare, se il termine è corretto, macchine d'epoca? Cioè, uno può dire, io colleziono teiere e dici, quadri, insomma, quadri, dischi, DVD, vabbè, insomma, tutte queste cose qua. Una macchina perché c'è, come posso dire, immagino, c'è tanto dietro. Posso immaginare anche che una persona sia disposta ad aspettare parecchio per poter entrare in possesso della macchina che gli piaceva, magari quando aveva 20 anni. Cioè, credo sia come posso dire, un'operazione culturale, un'operazione anche chiamiamola da amarcord, eccetera. Cioè, deve essere veramente qualcosa di molto particolare. Beh, io dico con certezza che la prima cosa in assoluto è la passione, come tutte le cose. Uno si appassiona di un argomento e poi lo coltiva nell'arco della vita, se ha la possibilità. La macchina, la vettura d'epoca è la stessa identica cosa. Sicuramente nasce favorevolmente di più da uno che ha un passato, diciamo, sportivo, corsaiolo. Sì. Cioè, è chiaro che se uno la macchina ce l'ha nel sangue, ha corso da giovane, ha fatto qualche cosa senza anche grandi cose e poi c'è rimasta la passione, è chiaro come passano gli anni una vettura che ti ricorda un qualche cosa, come hai fatto accenno tu prima, quella di tuo padre, e magari la vedi e te la compri, te la porti a casa, magari se hai il garage meglio, cominci nel lavarla, lucidarla, ma cominci anche a vedere che ci sono delle cose che non vanno e diventa un oggetto, perché diventa un oggetto a questo punto che tu curi molto, come potresti curare molto un bel orologio antico, un bel quadro, una qualsiasi cosa e ti dedichi a lei, veramente, perché la passione ti porta, specialmente come vai su con gli anni, ti porta a dedicarti a lei, a questa passione e da lì nasce che quando ne hai finita una, perché anche l'ultimo pezzettino sei riuscito a trovarlo dell'epoca, trovi un'altra, se fai l'affare, la compri e inizi un altro percorso. È anche vero che appunto questo stuzzica, come posso dire, allora chiedo scusa se faccio un riferimento personale, però mio papà guidava gli autobus, quindi mio papà aveva una conoscenza, una passione per le automobili che era parte integrante, vorrei dire anche della sua vita, insomma, no?
Io da questo punto di vista devo dire la verità che l'ho deluso, nel senso perché, Certo. però come dicevo prima, col passare degli anni qualcosa mi... Io ricordo, ma come se fosse ieri, quando nel 1983 a Parigi, prima vacanza dopo la maturità, quindi in un momento particolare della vita di una persona, se io dovessi ricordare le cose di quella vacanza, forse al primo posto metterei non tanto essere passato sotto la Torre Eiffel, ma l'esposizione di una Mercedes come si chiama, nel salone lungo gli Champs-Élysées, era sistemata su un piedistallo tipo inclinato. rosso, inclinato, tipo quello che si usa per i gioielli, Certo. per le cose. Era rossa, questa c'era una berlina Mercedes, penso che era quella che usciva in quell'anno, messa così. Io ancora ricordo quell'automobile. Quell'immagine, perché appunto, come si diceva, ti dice tanto, ti dice di quando avevi 19 anni, di quando eri libero, nel senso perché forse il periodo post maturità e prima dell'università è il periodo più libero che un ragazzo possa perché la macchina, sì, certo, serve per andare da qua a là, sono d'accordo, e io la adopero anche poco perché non amo molto guidare, però comunque ti lega a qualche cosa anche del tuo passato. Indubbio, ti lega al tuo passato, dove sicuramente è un periodo di vita, ovviamente nella vita di mezzo, possiamo chiamarla, Sì. Magari non hai il tempo, lavori, i figli, la famiglia, non ce la fai. Quando sei a fine percorso, che magari sei a ridosso della pensione, è più facile sicuramente per queste persone qui, ma non per i giovani, che si affaccino o che tornino ad affacciarsi a questo mondo, che vanno un po' a rievocare quello che è il loro passato e che si dedichino un po' anche a pensione avvenuta, meglio ancora, di questa passione. Ecco anche perché diventa forse difficile, e questo va detto, che questa regolarità classica si chiama, la regolarità storica, che è comunque un evento agonistico, CONI, AC Sport, come tutti gli eventi agonistici, ha una classifica, ha un campionato, però ci sono prevalentemente delle persone anziane. E questo certo. Chiaramente non può far crescere questo mondo, perché i ragazzi, un po' vuoi che i genitori probabilmente non sono molto propensi a divulgare la cosa ai ragazzi, che però oggi, bisogna dire la verità, non hanno voglia di parlare né di macchine, né di moto, né di scooter, né di bici, perché se torniamo agli anni nostri, di quando avevamo 14-15 anni, non vedevamo l'ora che arrivi il Ciao, o piuttosto che la Vespa, o la patente o la patente il giorno dopo che hai compiuto i 18 anni. Oggi bisogna dire la verità, che se tu fai un'analisi dei ragazzi di oggi, non gliene frega assolutamente niente di fare la patente. Assolutamente niente. Perciò questo è un sintomo che questo mondo qui diventa anche difficile che vada avanti a crescere, potrebbe anzi scemare. Addirittura. Dio, se la vediamo in questo modo, come i nostri ragazzi stanno venendo su, ho capito. Non necessariamente che sia giusto o sbagliato, con un certo disinteresse sul tema rispetto a noi. Rispetto a noi, sì, oppure magari se si fa la patente, poi dopo, come dire, rispetto a noi, non vai neanche a scegliere l'automobile a seconda di caratteristiche, come si può dire, di bellezza o altro, ma proprio perché mi serve, ti deve portare da qua. Che cos'è? Perché questa è anche una cosa che molti, chissà quante persone, l'ACI che cos'è esattamente proprio? Automobili Club Italia sostanzialmente è una federazione, è un ente pubblico, non è pubblico economico ma pubblico puro. La sede è a Roma, ha 98 sostanzialmente club federati. In ogni città d'Italia c'è un club, cioè a Trieste c'è, a Gorizia c'è, a Udine c'è, a Pordenone c'è, per dire la nostra regione. Che cos'è che fanno dalla mattina alla sera? Intanto bisogna ricordarsi che all'interno dell'Automobile Club Italia c'è anche il PRA, è il pubblico registro automobilistico, dove ovviamente noi siamo abituati ad avere diciamo la carta d'identità di quello che è successo nella vita del nostro automezzo o del parco circolante in termini generali, e perciò le targhe e tutto quello che ne concerne.
E poi non dimentichiamo che l'ACI è preposta ad incassare la tassa automobilistica, che oggi è una tassa diciamo che tutti noi paghiamo come paghiamo la televisione, così paghiamo anche ad avere la macchina, in base ai cavalli fiscali. La paghiamo all'ACI. E sostanzialmente anche se andiamo comunque a pagarla nel tabacchino in posta o in conto corrente, confluisce sempre al Ministero attraverso le Automobili Club Italia. E poi gli Automobili Club, le 98 che ci sono in Italia, una buona parte, diciamo Trieste non è di queste sicuramente, ma una buona parte ha delle società in house, che sono delle società che diventano private ma 100% dell'Automobili Club pubblico, che fanno sostanzialmente tutto quello che è il servizio di dare all'automobilista che non dà l'ACI diretta, ma lo dà l'ACI che è una società. A questo punto parlo di pratiche automobilistiche, passaggi di proprietà, assicurazioni. La Sara Assicurazioni, per esempio, è un'assicurazione che è 85% proprietà dell'Automobili Club Italia. C'è l'ACI Global, per esempio, ed l'ACI Global è quella società di Automobili Club Italia, sempre in house, che gestisce il parco carri attrezzi. In Italia vediamo tutti i carri attrezzi gialli con le scritte ACI. E sono gestite dall'ACI Global in tutta Italia. Quando tu chiami il tuo carro attrezzi, arriva quello dell'ACI che ti arriva gratis se hai la tessera dell'ACI, e questo è quello che fa. Questa è la mission dell'Automobili Club Italia in termini generali. Si occupa di mobilità e oltre che di occuparsi di mobilità in Italia nella sua totalità, si occupa anche di sicurezza stradale. Ed è imperativo perché noi con Trieste abbiamo pensato che la sicurezza stradale nella nostra città va in qualche modo presa in considerazione seriamente più volte possibile durante un anno, cercando di divulgare ovviamente al pubblico e ai turisti, a tutti quelli che ci saranno, anche questo sistema di cercare di decelerare, di non telefonare, di andare piano, di non fare inversione EU, di fare tutta una serie di cose che tutti noi facciamo e clamorosamente poi ci leggiamo sui giornali. Allora, abbiamo ancora tempo 5 minuti, quindi prima di ricordare ancora gli appuntamenti della Mitre European Race, ci sono quelle domande un po' sciocche, ma insomma, qual è la tua automobile favorita? Per questioni che appunto, come si diceva prima, possono riguardare anche il vissuto personale, il gusto personale. Allora, l'automobile preferita è una domanda difficile, perché preferita vorrebbe dire guardo una che non potrò mai avere o comprare, e quella è una domanda a cui si può rispondere perché mi piace ma purtroppo non ce la farò, perché ovviamente è una questione anche di investimenti importanti in questo mondo. Per quanto riguarda personalmente, io sono appassionato da sempre. Ho cominciato a correre, avevo 18 anni, con una 112 Abarth di colore blu. Mamma mia, mi ricordo. E che ha fatto la storia, secondo me, dell'automobilismo sportivo in Italia. Da lì nascono le corse. Io ero un appassionato sfegatato, ho fatto di tutto per cercare di mettere assieme quei 4 soldi per comprarmene una usata a 18 anni, e ho cominciato a fare i primi rally. Abarth cosa significava? Abarth era come dire, la parte sportiva della Fiat. Ah, proprio era una linea, diciamo così. I motori Abarth erano i motori sportivi che in qualche maniera Fiat delocalizzava la produzione su delle macchine che anche, non so per dire, una Fiat 128, una Fiat 126 dell'epoca. Mi ricordo. Era Fiat, oppure la potevi comprare Abarth, ma anche oggi tu compri una 500 Abarth. E Abarth è quindi da tutti gli effetti, ho capito. Certo, è come dire la Ferrari della Fiat. Sì, ho capito. Dell'epoca. Oggi è stata chiusa, ma in verità come si parliamo Maserati, Ferrari, Abarth, Fiat, BMW. Chissà perché. Abarth è un marchio. Mi credevo altro, insomma. Prettamente corsaioli. 112 Abarth era una macchina che ha fatto un'epoca straordinaria quando io ero giovane, 18-20 anni, insomma, avevi quella macchina lì, era il sogno di tutti per poter correre un po' di più. 70 cavalli, ne aveva veramente di 70 di cavalli, con quella ho cominciato a fare un po' di rally. Poi sono passato alla
Peugeot 205, mi sono fatto un campionato italiano sempre, però siamo poi a ridosso degli anni 90, ho corso qualcosa con la Delta integrale che mi piaceva molto. La Lancia, esattamente. Okay. E quella era una bella macchina. E queste sono le passioni che ho avuto e che poi alla fine non sono riuscito a trattenere, non ne ho una a casa oggi, ecco, per dirti, però ne ho una a casa oggi, una 124 Spider, è stato anche un mio sogno dell'epoca. 124 Spider Fiat bianca, una macchina che ho sempre in qualche maniera da giovane guardato come impossibile da arrivarci. Da adulto poi sono riuscito a comprarmene una usata, chiaramente, bianca. E oggi ho anche una delle prime Panda 4x4, le serie 141, perciò stiamo parlando degli anni 80, perfetta, anche questa con il certificato ovviamente di tutte le sue CRS, si chiama, certificato storico di rilevanza storica. E basta, e queste sono le due macchine che comunque ho oggi. Guardo sicuramente prossimamente, se ce la farò, di fare qualche altro acquisto, che in questo momento non mi espongo perché magari c'è qualcuno a casa che mi ascolta. In quel senso. E invece, era una battuta. E invece chiudiamo con questa. C'è universalmente riconosciuta tra intenditori, un'auto universalmente riconosciuta come brutta? Beh, diciamo che io ho detto la Ford Anglia T, e l'ho anche vista. Possiamo dire la Duna della Fiat, credo che possa concorrere ai primi tre, dico, a portarsi a casa la coppa. Anche la Arna mi dicono che non fosse bravissimo. Beh, ma ce ne sono, errori ce ne sono. Errori, sì, perché sono anche errori, certo. Anche più che... Certo. Allora, io ringrazio Riccardo Novacco, presidente dell'Automobile Club di Trieste. Ricordiamo le date della 10ª edizione della Mitter European Race, prossimo fine settimana. Da giovedì 21 partiremo alle 15:30 da Piazza Unità d'Italia per la prima tappa e si chiuderà l'evento domenica 24 maggio, indicativamente intorno alle 15 del pomeriggio. Grazie, buon lavoro, non solamente per l'organizzazione dell'appuntamento. Grazie. E adesso ne diamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come annunciato, siamo in compagnia del professor Marco Confalonieri, che è il direttore della struttura complessa di pneumologia di Asuci, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi. Come ringrazio per essere tornato nei nostri studi anche il dottor Francesco Salton, che è medico appunto in pneumologia. Grazie. Con i nostri due ospiti parliamo, come accennato, di Pneumo Trieste 2006 che è... 26. Cosa ho detto io 2006? Volevo togliermi 20 anni, magari. 2026, che è appunto l'appuntamento, ogni anno no, si tiene, se non mi sbaglio, che si è concluso, credo, 11 maggio. Oggi si è concluso, tra l'altro, quindi possiamo proprio fare un bilancio proprio a poche ore dalla conclusione. C'è stato un argomento, professor Confalonieri, che voi avete trattato particolarmente in questa edizione ed è sempre così, oppure è un'edizione dove non c'è un argomento di partenza? Ma ci sono 2 o 3 argomenti che hanno preso una maggiore attenzione in questa edizione, poi ovviamente l'offerta di aggiornamento e di confronto è su ampi temi, perché le malattie respiratorie, come sappiamo, sono tante e comprendono sia delle malattie acute che delle malattie croniche. Si è posta una particolare attenzione, oggi abbiamo avuto un confronto con la scuola di Oxford, ha proprio partecipato il centro che forse al mondo è più specializzato nel settore delle malattie della pleura. La pleura è quel foglietto molto sottile che ricopre i polmoni e che noi purtroppo conosciamo in questa area anche perché è associato a
una problematica assai triste, che è quella dell'esposizione all'amianto. Si è parlato anche di nuove terapie che sono disponibili, soprattutto i farmaci biologici, non più solo nel settore oncologico ma anche in altri settori delle malattie respiratorie e croniche, e poi di patologie emergenti come per esempio quelle che si possono riscontrare per l'inquinamento degli ambienti domestici e nuove forme di tipo infettivo, le polmoniti, diciamo, che stanno emergendo dopo, diciamo un po', se possiamo usare un termine, la sbornia, la quantità esagerata che ce ne sono stati legati al Covid, e per fortuna adesso non è più d'attualità questo tema. Poi parliamo un attimo delle polmoniti, che so che è un settore che il dottor Saltone, diciamo così, cura particolarmente, però mi incuriosiva questo di patologie emergenti per inquinamento domestico? Noi sappiamo che ci sono tanti tipi di possibili inquinamenti domestici, ne ha parlato tra le altre cose una del nostro gruppo, la dottoressa Metka Kodric, che agiscono con vari tipi di meccanismi. Per esempio la malattia più comune, cronica, che è la broncopneumopatia cronica ostruttiva, detta anche come acronimo BPCO, meglio forse conosciuta da alcuni come enfisema polmonare. Sappiamo che in molti casi, nella maggioranza dei casi, nelle nostre latitudini è legato a il fumo di sigaretta e abitudini voluttuarie di questo tipo, ma forse le persone non sanno che rimane una patologia a grande diffusione in tutto il mondo, e prendendo globalmente l'inquinamento domestico è la prima causa di BPCO, soprattutto in quei paesi in cui si usano fuochi domestici senza, diciamo, un'adeguata aerazione degli ambienti, e mentre in Italia la maggior parte dei pazienti con BPCO sono uomini, prendendo globalmente tutto il mondo, la maggior parte della popolazione che ha questa malattia, che è aggravata da un'elevata mortalità ma anche disabilità, perché poi può portare a un'insufficienza respiratoria cronica, nel mondo globalmente sono più le donne. Questo è uno dei dati possibili, poi ci sono tante altre forme legate alle forme di tipo allergico piuttosto che di ipersensibilità di altro tipo e non di tipo allergico. Sorridevo un attimo, non dovrei, ma lei mi perdonerà, perché mia nonna soffriva di enfisema polmonare e quindi non ha mai fumato, e mi pare di capire che essendo delle nostre zone è strano che forse, essendo donna, non era compresa nella maggioranza, sì, quindi insomma, però io ricordo ancora delle volte quando aveva delle crisi, ed era un po' abbastanza, in alcuni casi era abbastanza serio. Sì, alcune forme per esempio di asma cronico, se non ben curate o trascurate, insomma ci sono tanti motivi per cui questo può accadere, poi con il tempo vanno a mutare le caratteristiche di malattia, che normalmente l'asma è reversibile al di fuori delle crisi, in una malattia cronica, che è l'asma cronico, che poi va ad assomigliare in modo quasi sovrapponibile alla BPCO. Invece, dottor Salton, per quanto riguarda appunto le polmoniti, anche qui molto spesso, come dire, è un termine dove nell'immaginario popolare chissà quante volte si sarà detto no, se non ti copri, se esci prendi una polmonite, e qua eccetera eccetera, quasi delle volte addirittura banalizzando la cosa. Effettivamente, quando parliamo di polmoniti, di che cosa parliamo esattamente? Ma allora parliamo generalmente soprattutto di polmoniti infettive, poi è chiaro che esistono anche polmoniti in senso lato come manifestazioni infiammatorie che interessano il polmone anche su base non infettiva, ma
Qui si parla di polmoniti infettive, se ne è parlato anche a questo Pneumo Trieste, perché è un problema rilevante. Le polmoniti sono sempre esistite e non sono aumentate di incidenza né di gravità, però certamente la pandemia da Covid ha posto l'attenzione anche del grande pubblico su queste forme di polmoniti che possono essere anche molto rapidamente evolutive. La maggior parte delle polmoniti con cui abbiamo a che fare sono polmoniti che si risolvono con gli antibiotici, con le cure non necessariamente ospedaliere, a volte anche domiciliari, ma esiste un sottogruppo di polmoniti che tra l'altro è anche un nostro focus di ricerca come gruppo di ricerca dell'Università di Trieste. Abbiamo recentemente definito come fulminanti e che portano anche a morte potenzialmente entro poco tempo, pochi giorni nella nostra definizione, entro una settimana. Quantificando queste polmoniti non sono molte, ma non sono nemmeno poche. Noi abbiamo considerato delle polmoniti con dei criteri di gravità all'ingresso, quindi non proprio le polmoniti comuni, e in questa nostra casistica il 6% quasi delle persone ha avuto un esito sfavorevole entro 7 giorni. È molto meno, ecco, in una casistica più ampia di severità all'ingresso è circa il 2%, però... Posso fare un endorsement al dottor Salton, lui è sicuramente una persona che non vuole, ma lui ha avuto un grosso merito di avere messo insieme un grosso gruppo di centri italiani e anche spagnoli e è stata raccolta la maggiore casistica ad oggi conosciuta anche a livello scientifico di polmoniti gravi o severe, come si dir si voglia, più di 1500 polmoniti gravi di varia origine batterica e virale, pubblicata molto bene dal dottor Salton, e grazie a questa casistica si è riuscito a definire meglio quel sottogruppo di malattie molto gravi che si chiamano appunto polmoniti fulminanti. C'è l'epatite fulminante, ci può essere anche l'epatite, anche la polmonite fulminante, e che devono essere maggiormente attenzionati. Dopo l'articolo che è stato pubblicato dal dottor Saltone insieme ad altri membri del nostro gruppo, anche il maggiore manuale di medicina, l'Harrison, conosciuto da tutti gli studenti di medicina, per la prima volta ha introdotto il termine di polmonite fulminante come una delle possibilità, ovviamente la più grave, ma che deve essere ben conosciuta dai pronto soccorso, dai medici, perché sono quelle forme che poi fanno scrivere i giornali. Sì. Una persona non aveva niente, non si pensava che potesse succedere e a tot anni muore piuttosto, ma se viene riconosciuto in tempo, come ha dimostrato il dottor Salton con la sua casistica, si può anche intervenire precocemente ed evitare alcune di queste morti così sorprendenti. Non c'è una predisposizione a tutto ciò, no? Ma sa, della biologia non sappiamo tutto, ecco, Okay. Quindi devo risponderle di no, la verità è che non lo sappiamo. Ho capito. Sicuramente esistono, no, delle persone predisposte, per esempio persone che assumono farmaci che abbassano le difese immunitarie o che hanno altre condizioni, però qui parliamo di persone altrimenti sane. È stato sotto gli occhi di tutti il fatto che anche persone sane, senza grosse comorbidità, hanno avuto delle polmoniti molto gravi, penso per esempio al Covid. E per quanto riguarda invece, diciamo, il coinvolgimento, anche se magari il termine non è corretto, per quale ragione della Spagna? Ci sono motivi particolari? No, la regione è solo in virtù di una collaborazione di ricerca per cui siamo riusciti ad accumulare una casistica notevole, 1500 persone, è una casistica abbastanza ampia. Io pensavo chissà perché noi dobbiamo sempre fare questo tipo di retropensieri, che forse c'era una sorta della stessa longitudine, quello che è, insomma, perché poi anche questo... pensavo diciamo che dipendesse anche da una questione di questo genere. Ci sono delle ragioni poi pratiche. Durante il Covid, nonostante i viaggi erano limitati, soprattutto in chi si occupava di medicina e si occupava di cura del Covid, c'è stato un ampio e più vasto del solito scambio di informazioni, di casistiche
e in particolare con il capofila che si chiama Vilar, che è un professore di Madrid che ha coordinato un gruppo di terapie intensive e semi-intensive respiratorie spagnole. Ci siamo scambiati protocolli, informazioni sul trattamento del Covid, e poi è nata anche l'idea di raccogliere insieme casistiche spagnole e italiane. Noi dobbiamo sempre trovare qualche ragione. È semplice, se no tanto non faremmo questo mestiere. Avete parlato anche di ricerca nel corso immagino di sì. Sì, ci sono stati interventi, noi abbiamo diversi momenti in cui si è parlato di ricerca, ma ce n'è uno iniziale, il simposio iniziale lo chiamiamo di medicina traslazionale, in cui mettiamo insieme scienziati che fanno ricerca di base con clinici, e in questo gruppo sono anche orgoglioso di poter dire, ha partecipato tra gli altri il dottor Luca Braga, che è group leader all'ICCB, il centro in area di ricerca delle Nazioni Unite che si occupa di ricerca di base e sperimentale, che ha illustrato come una ricerca che avevamo fatto insieme, pneumologia ospedaliera e ICCB, ha portato al brevetto da parte del CCB di farmaci innovativi che intervengono per ringiovanire il polmone che si è invecchiato troppo precocemente. Ovviamente questi sono dei dati sperimentali, ma molto interessanti e innovativi. I tipi di farmaci sono dei farmaci che sembrano molto ben tollerati e vanno a riattivare i meccanismi di guarigione migliori che abbiamo, di rigenerazione, che sono presenti nel polmone e che si bloccano in seguito all'invecchiamento cellulare. E questo tipo di farmaco speriamo possa essere a breve approvato dall'AIFA per poter fare anche una sperimentazione nei soggetti che sono affetti da fibrosi polmonare, che è una malattia molto invalidante che porta a insufficienza respiratoria irreversibile. Volevo chiederle, dottor Salton, una cosa che forse va un po', esce dal discorso di Pneumo Trieste, però mi incuriosisce un pochettino. Io ricordo che mi secca fare riferimenti personali, lo dico ogni volta, però insomma, del resto uno fa riferimento anche a se stesso, alla propria esperienza, anche in questo lavoro. Io ricordo che insomma, quando ero bambino a scuola, credo, ogni anno ti portavano a fare i raggi al torace. Era anche un modo per andare fuori dalle mura scolastiche per qualche ora, però insomma aveva anche un pochettino il sapore, diciamo, dell'avventura, ecco, in un certo senso. Esistono ancora questi protocolli con il mondo della scuola, cioè si fa ancora questo tipo se non si fa perché si pensa che non serva? No, assolutamente no, non si fa. Non esistono evidenze che questo abbia un significato, un beneficio. Certamente erano anni in cui anche il problema tubercolosi era forse è vero, sì, noi facciamo anche la tubercolina. Era più prevalente. Questo delle radioscopie era un sistema che, diciamo, gli ultimi ad aver abbandonato questo sistema di prevenzione della tubercolosi sono stati i paesi dell'est Europa. Io personalmente ho avuto l'opportunità di partecipare come consigliere a un progetto di controllo a livello nazionale in Romania, quando è caduto Ceausescu, per ripristinare il sistema di controllo, e lì diciamo, con i dettami dell'OMS abbiamo dovuto dire basta con le radioscopie e cerchiamo di controllare la malattia in un altro modo, cerchiamo di organizzare un sistema di laboratori che faccia una diagnosi microbiologica, perché se no metodi di allora, che potevano essere sicuramente utili in un determinato contesto, oggi non sarebbero più attuali. Ecco. Invece, se posso chiederle, così poi dopo
in coda affrontiamo il tema dell'antivirus che insomma io oggi non ho letto sui giornali se ci sono sviluppi, ma insomma se posso chiederle sempre, dottor Saltone, per quale ragione lei ha scelto pneumologia se posso, nel senso mi incuriosisce capire come uno studente universitario sceglie proprio il suo percorso, non so, gli piace di più, Ma certamente è una domanda molto interessante che ricade sempre sul personale, ma non c'è, anzi le do la risposta che do agli studenti quando cercano di capire se possa essere la specialità che fa per loro. Ma insomma l'ho scelta per tanti motivi, sicuramente un motivo maggiore è il fatto che è una disciplina estremamente completa, perché richiede una ottima conoscenza della medicina interna ed è una disciplina che sconfina ampiamente nell'ambito delle malattie rare e complesse, sì, ed è una disciplina che sconfina anche nell'ambito dell'endoscopia, delle procedure interventistiche sia con intento diagnostico che con intento curativo terapeutico, e questo personalmente è un qualcosa che ho sempre cercato, ecco, da un punto di vista formativo, per cui ho avuto pochi dubbi poi quando è stato il momento di scegliere la specializzazione. Certamente sono motivi personali che possono non trovare riscontro in altri, ma questa onestamente è la risposta. E immagino anche che il vostro campo sia uno dei campi più, come dire, interessati quando si parla di, me lo sono scritto perché non riesco mai a pronunciarlo correttamente, multidisciplinarietà. Senz'altro, adesso la multidisciplinarietà in realtà appartiene a tutti gli ambiti, sì, no? Sì. Esistono poche decisioni complesse in medicina che non vengano più prese in ambito multidisciplinare e per noi la multidisciplinarietà è importante in diverse sottospecialità della pneumologia. Penso alle malattie rare, alla fibrosi polmonare di cui parlava prima il professor Confalonieri. La decisione in merito all'avvio di terapie che possono avere dei benefici ma essere anche gravate da effetti collaterali anche abbastanza pesanti viene sempre presa mettendo insieme più test. E poi c'è l'ambito oncologico pneumologico è un ambito in cui la multidisciplinarietà è diventata assolutamente indispensabile, tant'è che organizziamo a cadenza bisettimanale degli incontri, delle riunioni appunto multidisciplinari in cui mettiamo insieme un po' di figure specialistiche, lo pneumologo, il chirurgo toracico, il radiologo e altre, per prendere decisioni complesse in merito sia alla diagnostica che alla gestione di tumori del polmone. Allora, non per niente, a Pneumo Trieste abbiamo invitato e hanno partecipato oncologi, non solamente qui triestini, infettivologi, diciamo cardiologi, specialisti di altro tipo che insieme si sono confrontati con gli specialisti dell'apparato respiratorio. Sì, proprio per dargli l'idea che ormai quella è la strada. Ecco, certo. Abbiamo tempo, credo, ancora un paio di minuti per affrontare appunto il problema dell'antivirus. Ripeto, io oggi non ho visto se ci sono novità particolari, eccetera. Logicamente per tutta una serie di ragioni la mente va, mi pare che Battisti scriveva, la mente va al coronavirus, eccetera. Possiamo stare, tra la domanda, chissà quante volte se la sarà sentita fare per più argomenti, possiamo stare tranquilli? Com'è Io penso che possiamo ragionevolmente essere tranquilli, certamente l'antivirus è una febbre emorragica che può dare delle gravi complicanze o gravissime complicanze polmonari, ma anche renali. Venendo a Trieste, io sono triestino dal 2000, sono orgoglioso di essere in questa città e molto soddisfatto dell'accoglienza che ho avuto e di come si può lavorare qui, ma sono venuto da Bergamo dove non c'erano casi neanche vicini. Adesso noi sappiamo tutti di questa nave, ma io ho saputo prima della nave, vivendo qua, mi è capitato una volta per esempio di fare una consulenza per un ospedale della vicina Slovenia, dove poi la diagnosi, ho visto i colleghi, c'era una grave polmonite, ma i colleghi
quando è stato riscontrato l'antivirus non si sono sorpresi. Quell'anno, era il 2021, tutti pensavano al Covid, Covid negativo, ma c'erano stati già più di 100 casi in Slovenia di infezione antivirus. Cosa era successo? Era successo che nell'autunno precedente c'era stata un'eccezionale produzione di frutti del faggio, la faggiola si dice anche, piuttosto che diciamo, questo dà una spinta anche demografica ai principali consumatori, che sono le ervicole e i roditori che si trovano nei boschi. Questa persona, che una persona diciamo che aveva i genitori in Slovenia e era sposata con un italiano, era andata a trovare i genitori che hanno la cascina vicino al bosco, si era messa a riposare nel fienile un attimo e lì evidentemente saliva piuttosto che altre deiezioni dei piccoli topolini, che in quel momento probabilmente non c'erano, sono state la sorgente dell'infezione. Poi la signora, per fortuna, diciamo, è guarita, è venuta fuori da questa polmonite recuperando completamente, diciamo, il suo stato di salute, ma non è un qualcosa che è sconosciuto. Purtroppo diciamo, è successo che in questa nave la vicinanza e la prolungata, anzi, contatto che c'è stato poi ha favorito anche la trasmissione tra uomo e uomo, cosa che normalmente non c'è. Mi ricordo che per esempio quando ho visto questo caso, poi sono stato a vedere se succedeva qualcosa anche nella nostra regione, ma anche se il confine non c'è più, evidentemente c'è un maggior contatto e una maggiore, diciamo, spazio verde, boschivo nella Slovenia che non qui in Italia, dove per esempio a Trieste la maggior parte delle persone vive in città, e quindi i contatti con questo tipo di virus sono stati minimi, e di casi di questo tipo per fortuna nel nostro paese e nella nostra regione non sono verificati. Però ogni tanto mi dicono i colleghi sloveni, soprattutto in concomitanza con queste eccezionali produzioni di frutti da parte delle piante dei faggi in primis, questo tipo di epidemie si riscontrano per loro, diciamo, senza grossa sorpresa. Ecco. Professore, grazie per essere stato con noi, grazie anche al dottor Saltone, buon lavoro ad entrambi. Noi ci vediamo domani come sempre alle 17:55. Grazie.